Siamo qui al Teatro della Corte, una bella manifestazione organizzata da ILSREC in collaborazione con Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale e col patrocinio di Città Metropolitana. È bello vedere di nuovo i ragazzi fuori, nonostante il rispetto di tutte le misure, ovviamente anti-Covid, ma finalmente si chiude l'anno con una manifestazione in presenza che ci fa sperare per la ripartenza di settembre. Siamo molto contenti oggi di essere qui per questa manifestazione del 75esimo anno della Repubblica ed è la prima volta con la scuola che facciamo un'uscita. Tutte le altre premiazioni comunque le abbiamo fatte online. È un'occasione che a me è particolarmente gradita, Città Metropolitana è particolarmente gradita perché i ragazzi non avranno semplicemente il ruolo degli spettatori, ma oggi hanno il ruolo di protagonisti e una rappresentanza delle scuole liguri ha preparato dei testi che verranno letti dagli attori della scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova, alla presenza del Ministro, il quale potrà poi partire col suo intervento e magari, chissà, replicare alle piccole provocazioni, alle suggestioni dei ragazzi che finalmente hanno l'occasione di poter dire la loro su un periodo durissimo che naturalmente ha stravolto la loro vita come tutte quelle degli altri, ma che in particolare per loro è stato molto duro perché gli ha negato ogni socialità, dalla scuola allo sport, all'aggregazione, al tempo libero. Sono contento di essere in questa città di Genova, città medaglia d'oro al valor militare per la sua resistenza, perché 75 anni, ha voluto dire anche 75 anni di lotta contro il nazifascismo. Vedete ragazzi, c'è un percorso sacro nella nostra Repubblica, percorso sacro che ripercorre la nostra primavera, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. 25 aprile non è la festa della libertà, è la festa della liberazione, una liberazione che stava nelle parole di Sandro Pertini quando ha annunciato lui per primo che eravamo da un'altra parte, che avevamo scollinato. E andavamo verso dove? Verso una Repubblica in cui il 1 maggio ci ricorda che è la festa del lavoro, ma non di un lavoro qualsiasi, non del lavoro schiavistico, non del lavoro che abbruttisce, ma di quel lavoro in cui ognuno partecipa con il proprio sapere alla vita di tutti. E poi finalmente il 2 giugno, la Repubblica. Una Repubblica contrastata, l'avete visto in quel bellissimo filmato prima. Non è che fossimo tutti convinti della Repubblica, ma ci siamo misurati. Ed è stata la prima grande prova della democrazia. Abbiamo scelto e la maggioranza ha scelto la Repubblica, ma la minoranza lo ha accettato, perché la democrazia è anche questo. Siamo contenti di essere qui anche in presenza del Ministro e speriamo che gli sia gradito il nostro dialogo che abbiamo scritto appunto sulla situazione Covid, nel quale abbiamo appunto scritto di 2 ragazzi, Tommaso e Sofia, che sono i protagonisti di questo dialogo. Sofia è una ragazza modello che va bene a scuola, studia sempre, e Tommaso è uno che non sopporta mai il Covid e vorrebbe sempre uscire con gli amici, non studia, è sempre sbragato durante la DAD. Il nostro dialogo contiene delle provocazioni anche che non rispettano appieno e non sono politically correct e siamo curiosi di vedere anche la reazione del Ministro al nostro appunto dialogo. Ho sentito le parole dei ragazzi, però una cosa mi ha colpito moltissimo, che una generazione che viene rappresentata come tutta annegata nei social, hai scoperto la bellezza invece del contatto di persone. C'è stata una frase bellissima che ho trovato prima, che era l'elegia della carta. Pensate, in questa epoca di dematerializzazione i nostri ragazzi che fanno l'elegia della carta. La bellezza è di potersi toccare, di potersi parlare, di potersi scrivere. Poter scrivere. Guarda che poter scrivere è una cosa potentissima, perché scrivere vuol dire prendere possesso della parola,
Abbiamo scoperto che la scuola non è dovuta. Si può essere un mondo anche senza scuola, un mondo senza abbracci. E allora ragazzi, ritrovate questo. Che questa tragedia serve a qualcosa. Serve a ritrovare la scuola.